Via Torino, fino a 5 anni fa, qui a Vicenza, abitava la polemica. Quartiere degradato dove però il comune, guidato dal centro-sinistra, con un investimento da 1,5 milioni di euro, aveva portato il front office di anagrafe, tributi, permessi ZTL, ufficio oggetti smarriti. Un trasferimento che aveva causato diversi mal di pancia per i cittadini e per i commercianti che vedevano svuotato il centro storico. Secondo me è una soluzione inutile e non la capisco proprio, nessuno qui riesce a capirla. A quell'epoca tanti erano i mal di pancia anche dei sindacati perché nel front office, affollato di gente, c'era il caos, tanto che l'allora consigliere comunale Francesco Rucco aveva detto: Si può pensare a una conversione del front office in altra struttura. detto fatto, una volta diventato sindaco, Francesco Rucco in effetti ha riportato il front office in Piazza Biade, destinando gli uffici di Via Torino alla tutela dei minori e al sociale, in accordo con l'Ulsotto. Oggi però si completa l'opera, con l'arrivo anche del centro per l'impiego, che occuperà il secondo e il terzo piano, dove Veneto Lavoro si accollerà i costi per la realizzazione degli uffici. E abbiamo completato con questo accordo odierno la riqualificazione dell'intero palazzo portando il centro per l'impiego, quindi anche dando attenzione alle persone in difficoltà lavorativa che possono trovare degli uffici funzionali, moderni, in un palazzo dove la Regione impiega 2 milioni di euro per la riqualificazione. In questo modo in Via Torino nasce una vera e propria cittadella del welfare, con centro per l'impiego, i servizi sociali del comune e vicino l'INPS. Lì all'interno di questo contesto si potranno trovare risposte facilmente nella logica di one stop shop, tutto vicino. Io ho come Regione condiviso la proposta del sindaco perché ha una visione di riqualificazione a partire dai servizi alla persona.